stiamo studiando un piano per un'eventuale emergenza, sapere dove intervenire. Se ci fosse stato questo piano nel 2010 probabilmente si sarebbero evitati dei problemi molto seri. Dobbiamo partire con le opere, ma finché le opere non sono realizzate dobbiamo essere in grado anche di dare garanzie al territorio, in particolare ai cittadini, che nell'emergenza si possa garantire la sicurezza. Quindi su questo un impegno della Regione con l'autorità del bacino, in particolare il segretario, che coordinerà quella che è una stesura di un piano che individuerà dei punti critici e soprattutto la possibilità di eventuali aree da allagare con il minor rischio possibile di danni soprattutto ai cittadini. E quindi questo è un impegno per garantire che molto del nostro territorio fortemente urbanizzato non sia poi soggetto a quello che è il rischio veramente nel momento delle piene e della insicurezza della comunità. Facciamo un esempio, no? Quell'argine rotto a Ponte San Nicolò a Padova, magari pochi chilometri, stava a romperlo matematicamente pochi chilometri più avanti o più indietro e la zona sarebbe stata salva. Proprio questo, un tavolo di coordinamento di tutti gli enti competenti che individueranno quelle che possono essere aree che potranno essere potenzialmente allagate per ridurre il rischio forte di ingenti danni come è successo appunto nel 2003. State studiando anche eventualmente dei risarcimenti già. E su questo vogliamo garantire, abbiamo costituito un capitolo specifico in bilancio dove è stata inserita una prima cifra che dovrà garantire appunto nel momento dell'entità del danno anche il giusto risarcimento.